essere. Tragedia della Solfatara, rientrate le salme di Massimiliano Carrella, moglie Tiziana ed il piccolo Lorenzo. Oggi i funerali a Fossalta di Piave, dove sarà il lutto cittadino, atteso 1 migliaio di persone. Bufera a Bassano, docente di un liceo, firma l'incarico ma chiede subito l'aspettativa. Il preside lo nega e l'insegnante si mette in malattia. La denuncia del dirigente scolastico. FAS annuncia il braccio di ferro tra governo e regione sui mancati limiti alla concentrazione nell'acqua potabile, sbloccati 80 milioni per la messa in sicurezza. Zaia insiste, pronti a varare una legge. Aggredisce e sequestra un escort per rubare tutti i soldi guadagnati dalla ragazza. I carabinieri di Padova arrestano un 40enne italiano. La sbarra si è sganciata dal camion di APS perché mancava un perno per assicurarla, è quanto emerso dalla consulenza tecnica sull'incidente del marzo scorso nel Padovano, costato la vita ad un automobilista. Oggi e domani i non-navi tornano in scena a Venezia in occasione delle giornate europee per la difesa del territorio. Domani manifestazione con l'annunciato blocco dei colossi. Debutto da campioni d'Italia stasera per gli Orogranata della Reyer. Cesna, salto alla Supercoppa per il primo match della nuova stagione. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la tragedia della Solfatara di Pozzuoli. Oggi è il giorno del dolore, da questa mattina aperta la Camera Ardente e nel pomeriggio i funerali della famiglia Carrer. Sentiamo. Buongiorno e buongiorno ai telespettatori. Le salme di Massimiliano, Tiziana e del piccolo Lorenzo, la famiglia precipitata all'interno di un cratere della Solfatara Pozzuoli, sono arrivate ieri sera intorno alle 19:30. Le bare sistemate davanti all'altare della chiesa parrocchiale di Fossalta di Piave, quella bianca di Lorenzo 11 anni in mezzo a quella dei genitori. Ed oggi è la giornata del dolore, l'ultimo saluto alla famiglia Carrer. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15:30, mentre dalle 8 della mattina è stata aperta la Camera Ardente per permettere ai familiari, agli amici, ma anche ai semplici cittadini di poter salutare le vittime di questa tragedia immensa che ha sconvolto Meolo, Fossalto, ma anche Pozzuoli, dove è avvenuta la disgrazia. Ieri sera i parenti della famiglia hanno voluto essere presenti all'arrivo delle salme dei loro cari. Piazza Vittorio davanti alla chiesa il via 23 giugno, ha spiegato il sindaco di Fossalta Massimo Sensini, saranno chiuse al traffico già dalle 14 fino al termine delle esequie, mentre via della Conciliazione sarà riservata alle auto dei parenti della famiglia Carrer e alle autorità. Ai funerali sono attese tantissime persone, così per permettere a tutti di poter seguire la funzione è stato installato un grande schermo all'esterno del Duomo. Ed oggi è stato proclamato il lutto cittadino. Il paese si è fermato per salutare per l'ultima volta Massimiliano, Tiziana e Lorenzo. Da Fossalta è tutto, la linea allo studio. Ed ora un'ultima ora che ci arriva da Bagnoli nel Padovano. Un uomo ferito da alcuni colpi di pistola si è presentato poco dopo le 11 nell'area di servizio AF Petroli lungo la provinciale Conselvana chiedendo aiuto al personale del distributore. Ha fatto in tempo a scendere dall'auto e ad entrare nel bar che si trova appunto accanto al distributore prima di perdere conoscenza e finire a terra in una pozza di sangue. Soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Padova, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Non si sa ancora dove sia avvenuta la sparatoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagnoli e di Abano Terme. Querel, Regione Veneto e Governo sui PFAS. Dopo il botta risposta sulle necessità di limiti appunto per i PFAS, Roma sblocca 80 milioni di euro per gli acquedotti. Sentiamo. Il
Il botta e risposta tra Regione Veneto e Ministeri Salute e Ambiente, Lorenzin e Galletti, sulla mancata fissazione di limiti nazionali alla presenza di FAS nelle acque potabili diventa caso nazionale e Roma si affanna a replicare e soprattutto annuncia che sarebbe di alcuni giorni fa, guarda caso, il decreto che finalmente sblocca gli 80 milioni di euro promessi nell'ambito dei fondi sviluppo e coesione, assieme con altri 23 milioni che sarebbero già disponibili. C'è da chiedersi come mai la notizia da Roma non fosse stata data prima, ma sia uscita solo dopo che la Regione ha alzato il tiro e fatto la voce grossa. Ad ogni modo questi finanziamenti sono un toccasana per costruire quelle tubature di acquedotto che possono portare l'acqua buona delle falde del Brenta alla centrale di Lonigo, via Vicenza o via Monselice Montagnana, per la sostituzione di pozzi e pure per i filtri a carboni attivi costosi e che vanno sostituiti periodicamente. Un passo in avanti, anche se per vedere realizzato il tutto ci vorranno 4 anni. Ed ora andiamo a Bassano. Bufera, un docente di un liceo, firma l'incarico ma chiede subito l'aspettativa, il preside la nega e l'insegnante si mette quindi in malattia. La lettera di denuncia è del dirigente scolastico. Ci aggiorna in diretta da Bassano al telefono Lorenzo Munegato. Buongiorno. Un caso simile è successo l'anno scorso a Padova, si ripete a Bassano del Grappa. Un professore firma l'incarico e poi torna immediatamente al sud. Il caso si è registrato al liceo Brocchi, liceo cittadino, dove il preside Gianni Zen non nasconde oggi la sua indignazione. La storia riguarda un professore di diritto che ha firmato l'accettazione dell'incarico il 1° settembre, però in classe non ha mai messo piede. Sostanzialmente ha chiesto l'aspettativa. Il preside gliel'ha negata. Lui, come risposta, ha mandato un certificato medico. Il dato di fatto è che gli studenti non hanno il professore. Si è venuto a sapere nel corso di queste ore che il docente è laureato in giurisprudenza e al sud, da dove viene, fa l'avvocato. Il preside ha deciso di rendere pubblica questa storia definendola insomma inaccettabile. Questo succede a Bassano del Grappa, è successo a Padova anche l'anno scorso, verrebbe da dire siamo alle solite. Cronaca del veneziano, abusata dopo essere stata stordita con il cloroformio e prima di essere uccisa. La macabra conferma dall'esito dell'autopsia sul corpo della povera Anastasia Shakurova, 30 anni, uccisa al 5° mese di gravidanza assieme al fidanzato Biagio Buonomo, dal professore di inglese di lei Stefano Perale. Sentiamo i dettagli. Una conferma terribile e atroce quella giunta dall'esito dell'autopsia sul corpo di Anastasia Shakurova, la 30enne di origini russe, uccisa nella notte dello scorso 17 giugno, incinta al 5° mese di gravidanza. Il suo assassino, Stefano Perale, ha abusato di lei dopo averla tramortita e dopo aver ucciso il suo fidanzato con la scusa della cena di commiato in via Abruzzo a Mestre. La macabra conferma delle attenzioni sessuali a conclusione degli accertamenti disposti dal magistrato che coordina le indagini, Giorgio Gava. Secondo il medico legale la ragazza era ancora viva, anestetizzata con cloroformio e un potente sonnifero quando Perale l'ha sottoposta ad attenzioni a sfondo sessuale per poi soffocarla a morte. L'ora presunta del decesso collocata attorno alla mezzanotte, l'autodenuncia alle 3 del mattino quando Perale ha telefonato al 113. Dopo aver cercato, senza riuscirci, di sbarazzarsi del cadavere sia della ragazza sia di quello del fidanzato di lei, Biagio Buonuomo, 31 anni, ingegnere aeronautico della provincia di Caserta, colpito alla testa e ucciso con una spranga di ferro, come ha confermato l'esame autoptico. A far luce sulle macabre modalità del duplice delitto contribuiscono anche i video che Perale ha girato con il suo cellulare e pure con una macchina fotografica, dove viene inquadrata la povera ragazza e si vede anche il professore di inglese. Il giudice ha fissato per il mese di dicembre l'udienza nel corso della quale dovranno essere discusse le conclusioni del suo perito e dei consulenti di parte nominati dalla procura, dalla difesa e dai legali di parte civile. Andiamo nel Padovano, aggredisce e sequestra una escort per tutta la notte per rubarle i soldi che aveva guadagnato. I carabinieri hanno arrestato un 40enne italiano. Ci aggiorna in diretta da Padova al telefono Valentina Visentin.
Sì, buongiorno. Da Padova è stata sequestrata e rapinata. È caduto il 18 settembre scorso a Padova. La vittima è una escort romina di 26 anni che si è rivolta al comando dei carabinieri di Padova dopo aver passato una notte da incubo. La donna infatti ha raccontato di essere stata contattata da un cliente con cui già in passato aveva avuto dei rapporti. Una volta però entrata nell'appartamento del cliente è stata afferrata da dietro con forza immobilizzata. L'aggressore ha tentato di strangolarla, poi l'ha minacciata di morte con un coltello. Lei ha dovuto dare tutti i suoi gioielli, poi non bastava ancora, quindi è stata portata in uno sportello bancomat per prelevare tutti i contatti. Dopo una notte di terrore la donna si è rivolta ai carabinieri che con una breve indagine hanno individuato e arrestato il 40enne padovano che è stato tratto in arresto e portato nel carcere 2 Palazzi di Padova. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Dallo stupro all'esame per entrare in polizia, la rivalsa della giovane trevigiana che 6 anni fa fu aggredita e violentata nei pressi della stazione ferroviaria. La violenza, lo shock, la lunga, dolorosa ripresa, ma la giovane studentessa trevigiana che il 24 ottobre del 2011 fu vittima di una violenza sessuale dietro la stazione dei treni è stata capace di riprendere in mano la sua vita, laurearsi e specializzarsi in criminologia e ora, come aveva promesso 6 anni fa, sta preparando l'esame per entrare in polizia, così da essere utile a sua volta a chi dovesse averne bisogno. La ragazza, che oggi ha 27 anni, stava andando all'università quella drammatica mattina quando il colombiano Julio César Aguirre Zuluaga, allora 26enne, la aggredì alle spalle poco dopo l'accesso da via Dandolo al sottopasso che porta ai binari. La violenza sessuale, le indagini, la rocambolesca cattura di Zuluaga, nel frattempo fuggito in Francia per arruolarsi nella legione straniera da parte della polizia. Il processo sostenuto con forza e lucidità dalla giovane vittima, sempre presente in udienza, faccia a faccia con il suo aggressore, condannato poi a 7 anni di reclusione e rinchiuso in carcere a Santabona. Per lei una faticosa ma costante rinascita, la laurea, la specializzazione, ora la nuova sfida, entrare in polizia dove chi all'epoca la aiutò spera di accoglierla presto come collega. Ancora nel Padovano, primi risultati della consulenza sull'incidente mortale che a marzo vide coinvolto un mezzo della PS. Ora si attende l'accertamento dello Spisal. Al camion della PS mancava un perno per assicurare la sbarra e la conclusione della perizia tecnica disposta dalla Procura nelle indagini per l'incidente in via Vigonovese a Camin, nel quale a marzo perse la vita un 58enne di Teolo e 2 persone rimasero ferite. L'autista del camion è indagato per lesioni e omicidio colposo. Oltre alla consulenza completa, ora si attende anche l'accertamento dei tecnici dello Spisal sui turni di lavoro e sulla manutenzione del mezzo. Tensione in guardia medica, l'allarme sicurezza tocca anche Treviso dove l'ordine dei medici propone di trasferire gli ambulatori nelle caserme dei carabinieri. Dopo la brutale aggressione nel Catanese a una dottoressa in servizio alla Guardia Medica, anche nella Marca cresce la preoccupazione per le professioniste che operano in ambulatori isolati e che da tempo si sentono, se non in pericolo, quantomeno molto vulnerabili di fronte a chi, in orario serale e notturno, si possa presentare alla porta dell'ambulatorio. Anche nelle 15 sedi dell'ULSS 2 di Marca si sono vissuti momenti di tensione, vittime di episodi di violenza verbale sia uomini che donne che hanno temuto che dalle parole si passasse alle mani, criticità che ammette lo stesso ordine dei medici e che si avvertono soprattutto dove operano dottoresse da sole senza la presenza di almeno un infermiere. Un rischio costante, quotidiano, che si cerca di contenere aprendo la porta solo a chi abbia già contattato il medico telefonicamente e al quale si potrebbe ovviare, aggiungono dall'ordine, trasferendo gli ambulatori in strutture più sicure e presidiate costantemente, come ad esempio le caserme dei carabinieri. Preoccupazione che condividono anche i sindaci, che chiedono l'installazione di videocitofoni per consentire alle dottoresse di vedere in volto chi chiede di accedere all'ambulatorio. Spacciatori violenti e senza paura. A Mestre hanno ferito gli agenti durante un controllo. Un poliziotto è dovuto anche ricorrere alle cure del pronto soccorso. Poliziotti feriti durante un controllo antidroga interforze con uno degli agenti che ha anche dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'Angelo. I fatti ieri nel primo pomeriggio con diversi spacciatori nel mirino delle forze dell'ordine a Mestre, nella zona compresa tra via Dante e i giardini di via Piave, a poca distanza da dove si trovava pure il camper della questura per raccogliere le segnalazioni dei cittadini.
il ferimento degli agenti nel corso di un parapiglia con i pusher, con uno dei quali che si sarebbe opposto alle perquisizioni dei poliziotti e per questo avrebbe lanciato un oggetto contro un agente colpendolo ma senza ferirlo fortunatamente in modo grave. Il poliziotto ha rimediato pochi giorni di prognosi, lo spacciatore una denuncia per lesione a pubblico ufficiale. E ora andiamo nel Vicentino, paura questa mattina a Monteviale dove intorno alle 8:30 in via Zileri un pioppo dell'omonima villa alto oltre 15 metri, pensate, è caduto lungo la strada. Solo per una fortuita coincidenza nessuna persona è rimasta ferita. L'albero del diametro di circa 1,5 metri è piombato di traverso sulla carreggiata bloccando completamente la circolazione. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra stanno ultimando il taglio della pianta e con l'ausilio di una gru la rimozione dei pezzi per liberare la strada. La causa della caduta è probabilmente dovuta ad un problema alle radici del pioppo. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. La contestazione di un abuso edilizio ha scatenato la vivace reazione di un uomo di San Pietro in Gu. Vediamo. L'amministrazione di San Pietro in Gu gli aveva bloccato la costruzione della casa contestandogli un abuso edilizio da sanarsi con la demolizione di alcuni muri e lui ha aggredito i tecnici comunali. Ora per un 56enne del paese, già protagonista negli anni scorsi di 2 raid in comune armato di roncola, il giudice ha disposto il divieto ad avvicinarsi sia al municipio che alla casa dell'architetto comunale. Ed ora andiamo a Venezia. Oggi e domani grandi navi tornano in scena in occasione della giornata europea per la difesa del territorio. Nel pomeriggio maxi assemblea, mentre domani la manifestazione con l'annunciato blocco dei colossi del mare. Ci aggiorna in diretta telefonica da Venezia Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno. Sono sbarcati a Venezia in queste ore i rappresentanti di decine di comitati e movimenti ambientalisti un po' da tutta Europa ma anche da altre zone del mondo. Hanno raccolto l'appello del comitato No Grandi Navi a venire tutti in laguna per questa 2 giorni lanciata da questo comitato in difesa dell'ambiente e contro naturalmente le navi da crociera. Il programma ufficiale di questi 2 giorni comincerà alle 15, quindi tra poco, ai magazzini del Sale, che sono una storica sede occupata dai centri sociali a Venezia, dietro appunto della dogana, per un'assemblea plenaria di tutti questi movimenti e associazioni. Poi alle 20 ci sarà una cena sociale con lunghe tavolate all'aperto in fondamento dell'Esoranzo della Fornace, e parteciperà anche la Municipalità di Venezia. Domani invece sarà il clou di questa iniziativa con la grande manifestazione organizzata a partire dalle ore 15 alle Zattere. Non è la prima volta, ma questa volta dovrebbe essere davvero una manifestazione molto molto affollata. Si parla di bloccare le navi, i proclami sono quelli che siamo abituati a sentire, quindi anche i dispositivi di sicurezza naturalmente saranno adeguati alla dimensione dell'evento. Ci saranno anche grandi gruppi musicali che parteciperanno a queste giornate di protesta e che si chiuderanno domani sera sempre alle Zattere. Da Venezia per il momento è tutto, a risentirci. Torniamo ora in provincia di Treviso per parlare di incidenti stradali, perché ieri in provincia sono stati presentati i dati del 2016. Sentiamo com'è andata. La tendenza a calare di un fenomeno per il quale la Marca è stata a lungo maglia nera in Italia è confermata, ma rispetto al 2015 gli incidenti mortali nel Trevigiano sono tornati ad aumentare e la colpa principale è della distrazione leggesi smartphone. Non a caso la gran parte dei decessi avviene per fuoriuscite autonome o schianti frontali. È il quadro che emerge dalla relazione del centro monitoraggio della provincia sulla sicurezza stradale. 66 decessi sulle strade nel 2016, più 20% rispetto all'anno precedente. Supponiamo che buona parte di queste circostanze di distrazione sia dovuta all'uso del cellulare a bordo dell'autoveicolo, che ormai si interfaccia con buona parte dei sistemi
di controllo dell'infotainment dell'autovettura. Mediamente i tragitti casa-lavoro, gli spostamenti delle 8 di mattina, la pausa pranzo e il rientro dal lavoro sono fortemente incidentati. La mortalità si concentra invece nelle prime ore del mattino e nelle ore serali e soprattutto la domenica. In preoccupante aumento anche gli incidenti in bicicletta, più 13%, sotto accusa in generale non tanto le strade quanto i conducenti, anche se le risorse sempre più scarse mettono a rischio anche la rete viaria. Noi abbiamo una situazione che di carenza di manutenzione, non siamo ai livelli minimi, ecco, di sopravvivenza. Ogni volta che c'è un evento atmosferico sempre abbiamo dei franamenti importanti, dei crolli e anche alberi abbattuti e quindi la sinistrosità sulle strade aumenta anche per questo motivo. Entro la fine del mese sarà finalmente approvato il bilancio dell'ente di Sant'Artemio, ma alle strade saranno destinati solo 1,5 milioni di euro. Abbiamo 1200 km di strade, anche strade montane, e attualmente stiamo soffrendo parecchio. Ed ora vi ricordo la nostra rubrica dedicata a voi telespettatori che ci seguite quotidianamente, si chiama Lo dico ad antenna, potete segnalare disagi, disservizi, problemi ai contatti che vedete in sovraimpressione. Per la mail l'indirizzo è redazione@antena3.it, per messaggi, sms o whatsapp il numero è il 351 1755 340, oppure se volete lasciare un messaggio vocale in segreteria telefonica il numero è lo 0422 202 30898. Ed ora siamo alla pagina dello sport con i mondiali di karate Shotokan in corso al Palaverde di Villorba. Ieri prima giornata iniziata bene per gli atleti dell'Italia con 2 bronzi nella categoria cadetti. A salire sul podio anche il trevigiano Abuba Konè della scuola Rembukan. Nelle gare femminili ottima prestazione dell'altra atleta trevigiana, la 17enne Caterina Dozzo, che deve tuttavia fermarsi alle fasi eliminatorie del comité individuale di fronte alla statunitense Skylar Light, vincitrice poi della medaglia d'oro. Le gare comunque continuano anche oggi e domani. Ed ora il basket, debutto da campioni d'Italia per gli Oro Granata, pronti a partire per Cesena per il primo match della nuova stagione. La nuova maglia ufficiale dei campioni d'Italia della Reyer è pronta giusto in tempo per la prima sfida, quella di Supercoppa a Cesena contro il Sassari. Il Leone di San Marco è tornato al centro del disegno, un ritorno alle origini che segna l'inizio di una nuova storia. Affrontiamo questa Supercoppa con l'onore e l'orgoglio di essere campioni d'Italia e per la prima volta di indossare ufficialmente in una competizione ufficiale la maglia di campioni d'Italia, e questo ci riempie d'orgoglio, e quindi abbiamo sia l'obbligo ma anche il desiderio di affrontarla al di là di tutto con il desiderio di fare un passo avanti e provare a vincere la prima partita. Coach De Raffaele non fa mistero delle difficoltà di una squadra in gran parte rinnovata e per forza di cose non ancora matura. Ma non vogliamo accampare scuse, assicura, è presto per noi come è presto per gli altri. Ringrazio chi si è sacrificato anche sul piano personale per consentirci di essere pronti a questa sfida. Una squadra che fino a questo momento è naturale non può avere un'identità precisa, e la scopriremo soprattutto nei prossimi mesi, però con questo cercheremo di fare naturalmente il massimo per portare a casa questa partita, perché è comunque un trofeo che si gioca e noi cercheremo di affrontarla soprattutto con un'attitudine mentale che può prescindere da tante altre situazioni che magari tecnicamente in questo momento potremo non raggiungere. E siamo in chiusura di questa edizione, vi ricordo come sempre l'appuntamento con 20 e 10 che torna questa sera per parlare di autonomia con particolare riferimento al bellunese dopo il sì del Senato al cambio di regione chiesto dal comune di Sappada. In studio per parlare di questo argomento il senatore Giovanni Piccoli ed Andrea Bona del BARD, il Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti. Ed è tutto, come sempre in chiusura vi lascio alle previsioni del tempo sul Triveneto per le prossime ore. Il meteo, buon pomeriggio.
Tempo in prevalenza stabile, ma qualche disturbo, specie al pomeriggio e sui monti delle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà buono al mattino con qualche foschia sulle basse pianure, cielo sereno o poco nuvoloso altrove con isolati acquazzoni sul Bellunese nel pomeriggio. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere più o meno stazionarie e saranno comprese tra i 21 e i 24 gradi, minime tra 10 e 15 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni per lo più stabili con ampio soleggiamento e con presenza solamente di poche nubi a carattere sparso. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 21 e i 24 gradi, valori minimi tra 11 e 13 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui sarà buono al mattino, poi nubi in aumento nel corso della giornata con temporali diffusi un po' ovunque, ma migliorerà in serata. Le temperature massime risultano essere più o meno stazionarie sui 25-27 gradi, le minime invece intorno ai 10-11 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti invece saranno deboli e in prevalenza meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.